una morte che cioè non esiste, non esiste, sembra un film, non è una morte tollerabile, diciamo così, ecco, una cosa tremenda, non si può dire altro. È talmente assurda da apparire irreale la dinamica che ha portato alla morte di Manuel Favaro, il camionista di Scandolara, residente a Salzano, morto con ogni probabilità dopo essere stato trafitto dalle corna di un cervo piombato nell'abitacolo del tir che stava guidando sulla strada provinciale tra Borgo Valbelluna e Querovas. Mentre è stata disposta l'ispezione cadaverica sul 35enne, i carabinieri di Feltre, guidati dal capitano Luca Innelli, si stanno occupando dell'istruttoria. Al momento non ci sono né indagati né ipotesi di reato, tanto la concatenazione di eventi è stata tragica. La testa e la parte anteriore del cervo sono piombati addosso all'autista dopo che l'animale aveva urtato contro una Golf che stava procedendo sul lato opposto. L'ungulato di fatto è volato all'altezza dell'abitacolo. Sia l'auto che il tir sono ora sotto sequestro. La zia Luciana, come tutti i familiari del 35enne, non si dà pace. Manu era un grande, aveva la passione del ballo, aveva la passione della piscina, della bici, era un grande, era un bravo papà e un bravo ragazzo, insomma, in tutti i sensi. Non perché adesso non c'è più, ma noi, insomma, bravo ragazzo, ecco. Luciana abita a pochi passi dall'abitazione dei genitori di Manuel, rimasta vuota per buona parte della giornata, con la mamma Donatella e la sorella Moira che hanno affidato dei pensieri d'amore sui social. Il ricordo più bello quando sei diventato papà, scrive Moira. A ricordare la gioia ci sono ancora i fiocchi rosa del battesimo festeggiato da tutta la famiglia poco tempo fa. Sì, effettivamente io sono molto scosso, io e mia moglie, perché io è da poco che abito qua, 2 anni, ma è veramente una persona unica, il sorriso di Manuel. Non è giusto, non bisogna andare via così, nessuno deve morire, ma Manuel no però.